la poesia che ti vendo di cui sogni. Con questa maschera c'è nome, tu lo sai, le gioie, le amarezze e i problemi sono. E ti vesto da re perché tu si arredi una notte di magia. Batte il cuore d'ogni giorno, è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto da re perché tu si arredi una notte di magia. Magia, magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, e diventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua furia. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è, tu sorridi, tu piangi, tu canti con me, forse torni bambina, una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, le gioie, le amarezze e i problemi suoi. E mi vesto da re perché tu si arredi una notte di magia. Batte il cuore ogni giorno, è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto da re perché tu si arredi una notte di magia. Dietro questa maschera, lo sai, ci sono io, perché cerco quel che voglio, lo sa solo Dio. Ed ogni volta nascerò, ed ogni volta morirò per questa favola. sotto il tuo stesso tetto,
quello che siamo noi è un enorme disfatto, senza più un avvenire, senza più dignità, con il veleno nel cuore della meschinità. Se è vero che ero un ribelle, se ci credevo un po' a questo sporco coricato io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è dove, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia, 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 mia. Ho un'anima con me, conosco quanto vale e non la venderò se non è proprio un affare. L'amore per l'amore, se non è carità, vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. Se è vero che ero un ribelle, se ci credevo un po' a questo sporco coricato io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è dove, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti donna, di crederti mia, mia. Dove vuoi, cercami, è più facile. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Mi vuoi di più, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore per troppe quelle verità rimaste dentro, oggi che
fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Poi insultami, feriscimi, tu prendimi o cancellami, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Farò tacere pure lei, se mai vivrò di questa clandestinità. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non avrà. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi. Ti servirò, ti basterò, una riserva, questo no. Quale altra alternativa può salvarmi? Io resto qui, mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Cercami, cercami, non smettere. Grazie, grazie. Come state? Non ho sentito. Non ho sentito. Ah, adesso sì. Allora, avete mangiato? Avete bevuto? Vi siete nutriti? Siete pronti per questo viaggio all'interno della musica italiana? Sì! Ermese Mariano è finito, mettiamoci subito d'accordo. Serve Caciara, siete pronti? Ah, lo vedi?
sono i folletti che muovono tutte cose. Vorrei intanto ringraziare per l'accoglienza prestata a Daniele Sinascio e compagnia bella, ed è per questo motivo che cantarvi una canzone che parla di accoglienza, di ospitalità. Intanto vorrei ringraziare la signora lì, la maestra, forse la conoscete, come si chiama? Rita? Rita? Evelina? Eh? Oh, ma come si chiama sta signora? La mamma dell'avvocato, come si chiama? Evelina. Vogliamo ringraziare l'Evelina, sì, Evelina che ci ha dato la possibilità di entrare nella sua casa. Noi l'abbiamo messa un pochino a soqquadro, direi di gran calore, quindi ringraziamo. In piedi, vai, ringraziamo la signora Evelina. Grazie. Dopo servirà una società di disinfestazione, i manigoldi saranno passati, però vorrei ringraziare la signora che ci ha ospitato, ed è per questo che questa canzone che si chiama Mentre aspetto che... Ecco la campana, lo sapevo io. Vai. Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee, non so da quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono pieno di risorse, la vita mi conosce già. Sono qui che ti aspetto, perché ho voglia di vincere. Non c'è altro che vorrei, rincontrare gli occhi tuoi, cancellarmi e rinascere. Ti mancherà la mia complicità, qualunque faccia ti somiglierà. Ti impegnerai per non amarmi più, testardo io, quella fede non l'ho persa mai. Accetterò da te qualunque verità. Sarà come la prima volta, impacciato starò lì, una risposta meravigliosa. Ogni amore ha i suoi tratti, i suoi resistenze non farò, se il destino è vero, anche il rischio di perderti. Di maledirmi, non stancarti mai, questo cuore sanguina, lo sai. Ci consegniamo, vivremo poi, con questo dubbio per l'eternità, svegliarmi dovrei.
voglio perderti così, mille altre volte ricomincerei, ancora ti perdonerei. La voglia c'è, è sempre viva questa nostalgia di te. Ovunque sei, e vai! Vorrei a questo punto che esca fuori la vostra cazzuteria, un pochino la vostra energia. Vorrei vedere i gibetti che volano. Come? Cioè l'unico sì che è venuto da Nomolla. Le stranezze della vita. Vabbè, per i zomi, quello che capita. Basta che identifichiamo questo spettacolo come una cosa di intimità, una cosa in cui si sta in famiglia, perciò avevo detto di tirare fuori questo, però se non volete, ovviamente, però io penso che con questa canzone minimo che dovete fare è scatenarvi. Vediamo un po' che succede, io vi guardo, gioco di bacino, vai! Vedo poche mani che sistemo io. Chi non batte le mani non arriva domani. Ah, eccoli! Inventare baracca e via, cambio zona itinerario. Il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque, seguimi e non ti pentirai, io vedo desideri e speranze in confezione stai. Il mistero, l'ambiguità, io che all'incontro io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, voglio la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, vai! Il cogno del
Al mixer, gli amici di Patrizio Guamacci. E che è l'applauso questo? Nell'arco di una luna io farò di te un amore. Voglio la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Poi in cambio del vorrei presentarvi una mia amica, l'acqua. Qualcuno di voi, spero molti pochi, in percentuale, i più birbanti, i più maliziosi, chissà cosa penseranno. Scusate il fiatore, ma queste scalette sono diaboliche. Chissà che farà quando scende giù, sai, gli artisti, il tour, la stanchezza, chissà che andrà a fare. Mi dispiace profondamente di deluderli, vado a bere l'acqua. Fanculo la droga, viva l'acqua! Certo, un bel bicchiere di vino non è che ci stava male. Però se conoscete qualcuno che tenta di risolvere i propri problemi con delle sostanze che non sono assolutamente degne dei nostri corpi, dissuadeteli, fategli capire che la vita è già bella com'è, che non servono delle droghe sintetiche, ma anche quelle naturali. Va bene già così, si risolvono i problemi anche senza fare ausilio di sostanze che ci danno l'illusione che tutto vada bene, ma poi dopo ritorna lo schifo di sempre. Dissuadeteli se ne conoscete qualcuno. È così, meglio una stolza di pizza con la mortadella e un bicchiere di vino e torna il sorriso, ve lo garantisco, da un garbatellaro puro sangue. Come sì? Meno male che c'ho i testimoni. Una volta mi hanno detto che sono napoletano, ma non sembra dal dialetto che... Sembra alto atesino, eh? Meno male che c'ho i testimoni. Però ho fatto questa premessa per un motivo ben definito, dell'acqua e della droga, ai quali siamo tutti noi, Daniele Sinasce e tutto il suo staff, in piedi per favore. Decidiamo definitivamente la nostra posizione contro la droga. Basta poco. Perché volevo introdurvi questa canzone che si chiama Vivo. È una canzone che parla di quanta paura metteva qualche tempo fa la morte. Oggi ne mette molta di più la vita. Cercate di non mollare mai. Non gliela date mai vinta. Se avete un progetto nel cassetto,
apritelo questo cassetto, c'è sempre qualche detrattore che avrà in mente di non farvelo arrivare a destinazione. Non gli date ragione, insistete. Il mio alibi è che vivo, tentazioni e mai la volontà di finirla qua. Vivo da un bicchiere vuoto, bevo. Ho venduto al mondo i sogni miei, la mia pelle mai, e nonostante tutto resto io che ancora credo e ancora spero io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è a pietà di me. Vivrò 100 anni, una vita in più, e che il conto torni o no, io me ne fregherò. Nel ghetto dei miei, perché finché avrò respiro per me. Buttato via per qualche donna e un po' di compagnia. La vita questa gran signora si paga ore come una puttana, è così cara che non posso averla. Vivrò, io vivrò, fallo anche tu. Grazie! Grazie! Grazie di cuore. E c'è la signora qua sopra che si riposa.
No, è troppo, un pochettino. Un pochettino. Ah, sì. Ma qui... ma mica... Se... Io glielo chiedo, poi sono affari tuoi, Il mio amico mi chiedeva una cosa, ma visto che ci sono tanti bambini, devo farvi un segnale che voi bambini non potete capire. A chi piace... Per alzata di mano, a chi piace? Qua com'è? Di qua? Lui subito pronto, devo dire. La signorina che alza la mano all'amica. Di qua? Come state voi qua? Laggiù... Ma come vi siete riprodotti qua in questa zona? Vedo poche magna... Non vi piace? Com'è qua? Oh, sveglia! Qua com'è? Che vi vergognate? È salute, Mica avete fatto la rapina in banca, Di qua come va? Ah, lo vedi. Boni, ragazzi, che state a fare voi? Con queste mani, digli qualcosa, Boni. Mi fa muovere. Di là come va? Questa zona è vivida, di qua invece vanno tutti. Cara, non alza la mano che te la taglio. Eppure, è tutta salute, Dai, alzate e fatemi vedere, dai. Ah, c'è ancora qualche titubante? Voi del service non fate testo, giù voi. Allora facciamo una cosa, siccome ho visto un po' di titubanza, andiamo per zone. Qua a sinistra come va? Una cassa di Viagra per sta zona, va. Di qua invece al centro? Di qua a destra? È stata un'escalation. Ritorniamo a sinistra. Avete... Aspetta. Avete la possibilità di riscatto. Vai! Mi raccomando. E voi? La seconda? Loro sulla seconda sono stati meglio, anche se un po' dubbi. Voi invece avete avuto un piccolo calo. Qua a destra? Qua come diceva Verdone, la seconda molto meglio qua, Allora, adesso che avete imparato la lezione, tutti quanti insieme, mano alzate, manco arrivasse la finanza, vai! Ah, raga, metteteci un po' di vero. Vai! Ah, grandi scopatori, vai! C'è niente senso, non nulla di me stesso, sono un arrivato all'osso. Senso, tutto intorno è senso, la mia pelle in cartellone, tutto il mondo in distorsione. Niente da inventare, niente da maledire, che l'amore sia amore, non un matto da sfumare, ma grazie al senso, e buttare sentimenti in fondo al cesso. Vita, ho bisogno di vita. Non sia di una squallida idea che quel letto non sia la chiave di tutto. No, è vero che ti sai dare. L'amore non è potere, l'amore non è un affare, non è un modo di dire l'amore. Senso, è sì o no? È sì o no? È sì o no?
o no? Valida idea che quell'eco non sia la chiave di tutto. No, è vero che ti sai dare, dare. L'amore non è godere, l'amore non è un affare, non è un modo di dire l'amore. Sesso e sì o no, e sì o no, e sì o no. Grazie! Quanto siete belli! Eccoli! Che meraviglia! Mazza, è faticata. Sta canzone mi sa che la devo levare. Come state accoglionando? Mica vale. C'è una canzone che mi fa venire in mente un fatto. Avete visto quanto sono strani i maschietti? Dico alle femminucce, avete visto? Avete visto? Ah, e fatemi contento, no? Ti faccio una domanda, vai a chiamare la maestra, Evelina. Sta coi piedi. Mi è piaciuta? L'ho inventata adesso sul momento, una cazzata. Vabbè, scusate, no, mi è venuta così de sponte. Meglio che canto, eh? Chi l'ha detto? Ma cacciate via questa. Dai, sto scherzando! Come si chiama? Non ce lo dici? Non te lo dico. Come? Rosanna. Un applauso a Rosanna! Vai! Portaci un altro che noi e poi e me che c'è e quando il vino me e falla breve lo sapevo che finiva a stare luce il vino ma chi può nel mondo fare questo? Chi può nel mondo? Solo noi italiani. Estendiamo un pochino il territorio, ma chi meglio di noi? Non portiamo il bandierone in giro solo quando vinciamo un mondiale di calcio. Cerchiamo di essere fieri di essere italiani, perché siamo li meglio. C'abbiamo il meglio cibo, le meglio donne, ma che vuoi di più? Vai! È così! Poi abbiamo anche dei maschietti qua, se li volete dopo. Vai con le mani! Vai!
2 gradi, vai! Come mi vorresti, vediamo un po'. Prendi la matita, ti seguirò. Fammi un esempio, una traccia, un disegno. Usa l'ingegno, vai! Come mi vorresti, io non lo so. Non giocare troppo, è meglio di no. Non più di tanto, lasciarti un nero, la forma del nemico. Più fantasia che vuoi, nessun condizionamento. Prenditi il tempo, lo spazio che vuoi, fammi più bello e più interessante che mai, esagera anche tu. Io non sarei più io, non mi do pace, mi sembra che sia una vendetta atroce, rinascere così come d'incanto, senza memoria io non mi orizzonto, non cambierò la trama al mio racconto. Volete essere onesti, c'è molto di più. Mi sforzo di piacerti, ci provo, ma tu invece insisti che vuoi trasformarmi, tu credi che farsi. Vai con queste mani! Come mi vorresti, davvero lo sai, un mare di difetti, non ci giurerei, pensaci bene, se ti conviene, stravolgermi il cuore. Vai! Ti mostrerò come si può cambiare facendo specchio. Quella penombra confondere, sai, la verità, l'unico fare così, che esasperato, che mondo che tu vuoi, non è mai nato. Ho scelto te così, senza riserve, vado a capo con te, vedrai non serve, ma sì, e vai a te per te. Come mi vorresti, dimmi come mi vorresti. Dimmi come mi vorresti. Grazie! Grazie! Mamma mia! Altro che belli! C'è fan baffo! Soprattutto quando almeno il sottoscritto non va mai a numero di unità, ma a numero di anime. E devo dirvi che stasera siamo veramente in tanti, quindi io vorrei ci autofacessimo, non so se si può dire, un grande applauso, che se non se lo famo da soli, ma chi ce lo fa? Destra, sinistra, centro, basso e mi rimuovo, si mangiano tutti. Posso io? C'è una canzone, io intanto continuo ad abusare della mia acqua.
Certo, un bicchiere di vino, come ho detto prima, se dal dietro palco arriva, non so bevendo, no? C'è una canzone che io ho scritto nel 1980, una canzone che parla di amore universale, non di quell'amore che abbiamo detto prima, che lo strofinio va e viene, può essere con o senza sentimento, ma l'amore e la passione che potremo avere per il basso elettrico, per la batteria, per la chitarra, il pianoforte, per il balletto, per la letteratura, per la fotografia, per il video. È tutto, è tutta passione, tutta voglia di esserci. Questo si chiama amore, la voglia di fare, la voglia di impegnarsi, la voglia di non stancarsi mai, neanche se sono le 4 di notte e la mattina ci dobbiamo alzare presto. Quella si chiama passione. Quello si chiama amore. Io ho scritto questa canzone tra il febbraio e l'aprile dell'80, 1980. Sono molto emozionato perché è la prima volta che la canto, non l'abbiamo mai eseguita dal vivo, quindi non conoscete neanche una parola, però vi prego di ascoltarla, poi se non vi piace mi tirate la roba, ok? Affare fatto. E poi ma che la sapete? Ma no, ma è la prima volta che la canto. La sapevate già? Non è vero, ma come? La sapete già? Sicuri? Avete scaricato da internet? A sangue. Vabbè, io la faccio uguale, va. E poi di colpo eccomi qua, sarei arrivato io in vetta al sogno mio, come lontano. Fino a sfiorare io e gli domando io, Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Vai. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto malato di nostalgia, che una madre si arrende a un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo, tu spettatore, vuoi davvero che io viva il sogno che
nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che senti è la stessa che provo io. Canterà e piangerà insieme a me. Sentire che ormai sei parte di me. Grazie. Vorrei cantarvi una canzone mia che ho scritto nel 1900. Questa volta è una canzone che ho scritto io nel 2004. Era una canzone che doveva andare al Maurizio Costanzo Show per fare un caso umano, visto che di Renatini ne girano tanti, quindi non fa più scoop, non fa più notizia. Ma il mio caso forse è un po' particolare, perché devo dirvi che a parte, diciamo, questi eventi in cui ci si raduna un pochino, in un pochino di cuori che hanno forse qualcosa in più da dire, però ti può capitare che sali sulla metro e c'è quello che ti dice "Ah, oh, cantaci il carrozzone", oppure entri in un ristorante, il ristorante si zittisce, si alza una e viene da te, dice "Madonna, mi sembravi Renato, guarda, se eri lui stavo già per terra morta". Accontentati. Non sempre si ha la delicatezza di capire cosa c'è dietro, di grattare con l'unghia quella vernice che troppe volte ci occlude la vista. Questa canzone che ho scritto si chiama Vivere a metà, ma è una provocazione. Se ve lo dico io che non bisogna vivere all'ombra di nessuno, credetemi. Vivere a metà è un pochino il baluardo di tanti e tanti amici, della casalinga che sta dietro ai fornelli e che vorrebbe uscire, andare qualche volta al ristorante, a cena, al lume di candela, oppure dell'omosessuale che va in ufficio e indossa giacche e cravatte, nel portafoglio ha una ragazza da far vedere che non esiste. Mettiamoci un pochino alle spalle questa metà, cerchiamo di essere tutti interi. Il senso della canzone è questa. Il testo è mio, la musica è dei Fratelli Amati, al secolo gli arrangiatori di Morandi. Grazie.
giornata dubbia quella mia, su questo trono finto caso mai, un viaggio dentro me, nel mio DNA, rispetto io i casi tuoi e giorni cercando di te. La gente poi chissà se pensa a me, il solito caffè m'ha offerto a chi, se gli occhi miei aspettano il tuo sì. Binari di noi, in cerca di noi, unirsi mai, unirsi se poi il sogno mio finisce là, nello stantinato della tua poesia. Stessa scuola, stessa solitudine, e la stranezza fatta ormai bandiera, diversità, inquietudine, a cena dalla vita abbiamo fatto ai mezzi già, la meta mia e l'altra mia meta, ma che gran peso il mio sapere che quell'altra mia meta ha vinto già, il sogno mio comincia qua. Binari noi, in cerca di noi, unirsi mai, unirsi se poi, ma uomo io e uomo tu, a volte sai, non mi si vede più, cerco la mia metà, quando voi ridete o piangete, ecco la mia metà, quando rido e piango voi ci siete. La faccia mia metà non sarà, il nome mio furore farà, libero adesso i passi miei, eccomi, io sono qui. Vivere a metà, sembrando chi non sei, vivere a metà, ma sapendo che anche tu ci sei, vivere a metà, come vino in noi, perché senza di me, neanche di te, come binari noi, perché senza di me, neanche di te, saprei. Grazie. Grazie. Grazie per avermi capito. Grazie. Io vorrei ringraziare degli amici, non credo che non ci sarà nulla da fare per far arrivare sul palco un amico, neanche probabilmente fisicamente, però vorrei ringraziare il Comitato Aurora, applauso, la parrocchia con il suo parroco, che abbiamo visto prima che correva sgambettando, parleremo più avanti. Poi dopo ci sarà un'estrazione della lotteria e poi alla fine ci sono i botti, quindi non ve ne andate.
Però vi voglio elencare i premi di questa lotteria. Estate d'amore lotteria. Estrazione 21 agosto. Oggi è il 21 agosto? Ok. Bagnoli del Trigno. È qui? Ok. Allora, nono premio. Un perizoma indossato da Cicciolina nel film del 1971. E il nono... come che schifo? Ma non ce l'aveva proprio? Ah, e allora il nono premio non c'è. No, scherzo, dai. Nono premio, costume uomo della NBC. Va, aspettate che lo dicevo così, Poi, ottavo premio, costume donna della NBC. Datemi soddisfazione, no? Settimo premio, da definire. Borsone sportivo Herrera. Sesto premio, mezzo prosciutto. Vedi? No, una tuta da ginnastica Herrera. No, Herrera mica di... è il premio. Quinto premio, tuta ginnastica Herrera. Quarto premio, lettore di VD DVX. Ben grifa, Poi, terzo premio, 2 notti a Venezia con Cicciolina. Se ya fa? 2 notti a Venezia per 2 persone. Con Cicciolina. Secondo premio, 2 notti a Firenze con il nostro batterista. Io ho sentito magari, magari c'è una ragazza, gli piace in piedi il batterista. 2 giorni a Firenze con lui. Non si può dire, non si può dire. Secondo premio, 2 notti a Firenze per 2 persone. Prima poi, ok. Secondo premio. Primo premio! TV in bianco e nero! No, a colori, dai, sto scherzando, a colori. E LCD è arrivata. TV Color 20 pollici. E che è? Una televisione? Che volevate? Una macchina? Che volevate? Un viaggio per 100 persone a casa dei Rocco così freddi? Che volevate? Allora io vorrei farvi una richiesta, una preghiera. Che la prossima canzone si chiama Amico, però credo che nella misura in cui noi proviamo delle emozioni ascoltando questa canzone abbiamo degli obblighi verso gli amici. Io sento le campane, pensa un po', mi sarò innamorato, pure voi? Allora no. Ed è nella misura in cui ci emozioniamo che abbiamo degli obblighi. Ci sono delle persone che non sono fortunate come noi. Che fa? Alza il volume delle campane. Come si fa? È il prete che ci si è attaccato con lui. Vorrei fare un applauso al nostro parroco. Vai, 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 vai. Compito, compito. Ci ha aiutato in questa impresa. Però è un momento importante. L'associazione Aurora ha un compito assai delicato,
quello di aiutare degli amici, quelli che stanno ancora lottando. Chi purtroppo non ce l'ha fatta lascia un messaggio di speranza, di amore. Non vorrei fare i conti in tasca alle persone, ma c'è un piccolo contributo da fare, di soli 5 euro. Avete avuto la fortuna, spero, di avere ieri uno spettacolo e oggi un altro. 5 euro, entri in un bar, non te ci compri manco le gomme. Scavate nelle vostre coscienze. Per questa sera ci dice bene. Gli altri giorni della vita poi cercheremo di fare del nostro meglio, facendo qualche opera buona. Stasera ci dice benissimo, basta poco, basta donare 5 euro. In realtà questi 5 euro servono per questa associazione, per dare conforto fisico, vero, palpabile, verificabile all'associazione Aurora, affinché questi medicinali, questi macchinari vengano dati a queste persone che hanno un mare di bisogno ovviamente morale. Posso avere, vi prego, poi dopo continuiamo a fare un po' di casino, però datemi solo questo minuto di silenzio, perché è importantissimo. Si sa, i giorni vanno e vengono, però questa sera abbiamo questa occasione di lasciare 5 euro affinché noi, che siamo molto più fortunati di tanti altri, abbiamo la possibilità di aiutare qualcuno che sta in difficoltà, che però non è necessario che debba chiedere l'elemosina. Per cui vi prego, lasciate il vostro piccolo popolo, sono certo che dormirete molto meglio. Grazie. Tanti auguri. Al pianoforte Danilo Ciminiello. Il sole muore già e di noi questa notava pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia. Spazza via questa nostra irreversibile chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, viva Paolo. Resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te lo stesso, io e te il sarà tornare ragazzi e crederci ancora un po'. Sporcheremo i muri
un'esperienza fallimentare. Amico, era ieri le vele e tu ragazza, pure tu, che arrossivi se la mano andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di io e te lo stesso. Se stai lì da solo in due, io azzurro e il tuo polo. Amico è bello, amica è tutta l'eternità, è quello che non passa mentre tutto va. Non fate che poi vi dimenticate, Non mettete la testa come gli struzzi. Non vi dimenticate che c'è qualcuno che ha bisogno di noi. Grazie. Ed è per questo motivo preciso, ed è perché sono sicuro che non ve lo dovrò chiedere più volte. Spero di aver fatto il mio lavoro al 100%, spero di essere stato convincente. Non me lo fate ripetere più, fatelo per me e per chi ha bisogno. Ed è per questo, perché conto sul vostro aiuto, sulle vostre anime nobili, che voglio cantarvi questa canzone, che si chiama Abbraccia. Sì. Sui miei passi adesso sì, è inevitabile. Percorrerò ritroso un viaggio che mi costa lacrime. Mi aspetta un mare di tranquillità, tempeste che ho già superato anch'io. In tutte le promesse disattese perdevo me e ritrovavo Dio.
È lì la verità, ora lo so, io così scettico. Adesso so che la felicità non è un ostacolo, sprecando quasi tutta l'energia, convinto che il mio mondo fosse là, per sempre disponibile, per sempre, senza dolore e senza falsità. Un concerto dentro me, vai! La mia strada, so quale vai! Siamo foreste, montagne inviolabili, ma poi a sorprenderci è il sole che dissolve le ombre intorno a noi. Impariamo a sperare un po' di più, a camminare, a sognare insieme, con sorrisi e un po' più di umanità. Le voci degli amici a volte sì, restano anonime, perché non si riesce a entrare mai in certe anime. Avrei voluto credervi di più ed ascoltare ancora una voce, ma questo tempo non ci lascia scampo, noi prigionieri della nostalgia. Un concerto dentro me, vai! Il mio posto accanto a te. Che vite le nostre, mille storie nascoste, verità. Una sera di queste mi riprendo il coraggio e torno là, che mi manchi davvero, vita mia, le mie radici, la mia coscienza. Col sorriso e un po' più di umanità. Vorrei congedare queste meravigliose creature suonanti con un grande applauso. Questo è mezzo applauso. Questo è un applauso. Andate via, forza. Ringrazio a tutti. Forza. È il momento di una canzone. Togliamo queste vettovaglie. Grazie, Ciuminiello. Non vi scordate di comprare il biglietto. C'è una canzone che... Tanto io vorrei ringraziare degli amici che non sono potuti venire qui questa sera. Nicola Cilento, che è un nostro amico, fondatore di Aurora, per cui un grandissimo applauso a lui. Daniele Meloni, al secolo il mio produttore, che è in un altro concerto. Vorrei ringraziare lui che sta dall'altra parte, che si chiama Lucas, con un grandissimo applauso.
e Giulia che ha fatto le interviste che dopo vi presenteremo. Stanno girando un video su questo meraviglioso paese che è uno spaccato di un'Italia che va manifestata, che va portata in giro. Quindi un grazie a loro per il lavoro che stanno facendo e per questa divulgazione che questo paese merita al 100%. In più ho il piacere di cantarvi questa canzone. È una canzone indirizzata alle femminucce. Se mi dovete regalare, no. È dedicata alle donne, alle femmine, alle signore di questa piazza. Faccio finta di non aver sentito. Donne, femmine di questa piazza. Ah, che vi vergognate? C'è una canzone che è meravigliosa, che parla di amore, perché noi, maschietti, ma senza donne, mandanniamo! E non sto parlando di sughetti e di diversine ben fatte, che comunque già ci rompono diciamo, le uova nel paniere, ma sto parlando di tante altre belle cose. Loro stanno proprio avanti, pensano a riprodursi. Noi basta che c'abbiamo il macchinone, il cellulare, guardiamo la partita, ma che ci frega? Loro stanno molto avanti ed è per questo motivo che io, fossi una donna, sarei così orgogliosa di ascoltare questa canzone che si chiama Magari. T'ho detto, fai l'intro di 2 secondi, stai a fare una cosa, te bacca e calmate un attimo, no? Al pianoforte, Danilo Ciminiello. Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di me, le più ostinate malinconie. Magari toccasse a me, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si puoi fidarti a lasciarmi fuori, nessun dolore lo sfiorirà. Magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza e il talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io. Mi provi. Mi provi. Magari. Idraulico grave, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente,
sopra il disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani, io sono pronta a fermarmi qui, il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa altezza, sai, non ci si salva mai. Mi ami? Mi ami? Magari. Al pianoforte, Danilo Ciminiello. Grazie. Chiamiamo i nostri amici con un applauso fragoroso. Bene. Cosa hai portato? L'acqua? Anna, va. Mamma mia. Andate piano sto. C'ho una lingua, c'ho una fettina pannata. Che è? È Mr. Jack? C'è una canzone, io come ho detto prima, provengo dalla Garbatella e alla Garbatella le ragazze un pochino meno fortunate da un punto di vista estetico le chiamiamo le scaglie. Chi è della Garbatella lo sa. Ma io vorrei sapere, è vero che qui è così? Mi salvo in calcio d'angolo, sono certo che qui le scaglie non ci stanno. Ma dico, nei paesi limitrofi sicuramente ci sarà qualche ragazza. Ecco, sapevo. Alla Garbatella le scaglie. Qua come si chiamano? Come si chiamano? Come si chiamano? Come le chiamate voi le ragazze zoppicanti? E cozze pure a Garbatella, quante ne vuoi? Che la cariola, guarda. Ma un nomignolo, proprio abbiamo in questo turno abbiamo sentite scacciaceci, sboccaceci, cofani della panda, mezzo agricolo, pork, come che era una specie, era un porco, una Porsche, non si è capito. Ma un nomignolo vostro, sono certo che l'avete. Le? Sì, aspetta, chi te sente? Vai! Le seperchie. Le seperchie. Le cicernie. È me stranita, io non vi capisco. Vieni, dillo te al microfono, vieni qui. Portatela, vai, vieni, Vieni di qua. Le cicerchie. Le cicerchie. Un applauso alle cicerchie. Ma un applauso ancora più fragoroso. Ma tanto siamo tutti bravi. Aida Jespica, e io so meglio di tutti. Poi alla fine ste cicerchie da qualche parte vanno a finire. Oh. Che sono legumi! Ah, sono legumi? Vabbè, pensa un po'. Quindi vorrei fare un applauso a tutti sti maschietti che ste cicerchie alla fine le fanno contente. Vabbè, tutte le endelonne qua.
Facciamo un applauso ai maschietti. Questo applauso è veramente moderato. Perché non lo so io, ste cicerchie. Vai, vai. Chi è? Oh Madonna mia, vai. Possiamo sforare un po' col tempo? Se siamo allungati troppo? Mo che sistemo io. Vai! Proprio a me le ciciogne come le perché non ci cerchie perché proprio a me Daniele si nasce dove capita no perché proprio a me no no no.
sera, fra la noia e le piogge, ma una speranza c'è, che ci siano nuove. Non dimenticate. E dopo mi dirai che maschio sei. Io volevo incontrarti da sola, semmai, mentre lui cos'è? Come certo di troppo. Lui chi è? Lui chi è? Lui com'è? È distratto ma certo di troppo. Aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale, quale eventualità trovargli una collocazione. Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò notare, mentre io rischierei di trovarmi al buio tra le braccia lui è. Da sola, mentre lui chi è? Lui com'è? È distratto ma certo di troppo. Quante volte il mio destino c'è e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convince che non è solo una macchia scura. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità
e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà. Quanti amori conquistano perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuno invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza sete. E quanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce e non lo puoi. Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai, ma che uomo sei se non hai il cielo. Il cielo. Il cielo. Sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Io vorrei presentarvi la mia famiglia.
Alla chitarra elettrica Nicola Di Già. Alla batteria Sasà De Seda. Al basso elettrico Stefano Giordani. Al pianoforte Danilo Cimignello. Vorrei ringraziare tutti gli amici del Servit di Patrizio Palmacci. Vorrei ancora salutare gli amici dell'associazione Aurora, nella figura di Paolo, che eccolo lì, un applauso a lui, ha energia da vendere per ognuno di noi qui presente. Nicola Cilenco che non c'è, Daniele Meloni che non c'è, ma io vorrei lasciarvi solo un piccolo ricordo, perché quando penso a mia madre che ha superato da qualche anno i 70, quando la vedo uscire di casa, prende una busta e ci mette la carta, prende un'altra busta e ci mette la plastica, allora a questo punto mi viene il sospetto che mia madre voglia lasciare un mondo migliore a questi ragazzi. E quando penso a lei che si preoccupa come fosse giustamente una goccia nell'oceano, ogni goccia ha il compito di essere goccia, se no l'oceano non viene fuori, non bisogna preoccuparsi di essere piccoli. Però la cosa che più e ce l'ho qui sullo stomaco, ce l'ho qui che preme, quando vedo tanti volti, tanta energia, tanta anima, mi viene in mente, ma è soltanto il rappresentante, ve lo garantisco, ce ne sono talmente tanti altri, ma quando penso che ci sono persone che si fanno 80 giorni di galera, o poco più o poco meno, perdonatemi se non ricordo il numero, ma si fanno qualche giorno di galera e poi diventano un mito. Ragazzi, io non ce la faccio. Non lasciamo le mani, le sorti di un paese in mano a un coglione chiamato Corona. Non li facciamo passare questi. Spegniamo la televisione, non li facciamo passare. Chiudiamogli i portoni. Gli eroi sono qui stasera, quelli che si alzano presto la mattina e che fanno grande un'Italia che purtroppo i nostri grandi tentano di ridurla. Perdonatemi per questo sfogo, perdonatemi, ma quando vedo voi ve le devo dire queste cose. Ho il grande difetto di parlare in faccia, non mi nascondo dietro un dito come fanno tanti. Grazie. Quello è quello che volevamo fare per voi, l'avete visto qui, su queste tavole. Daniele Sinascio e i suoi amici vi augurano una notte veramente fantastica e da domani la più bella delle vite. Grazie, 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 buonanotte e non dimenticateci, Grazie, 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 buonanotte, buonanotte, grazie. Grazie, il parroco, grazie, grazie, grazie.
sorteggio velocemente e poi tutti. Allora, ecco, dimmi come ti chiami te? Virginia. Raffaella. Valentina. Simone. Questi sono i bimbi che sorteggeranno loro. Vai, cominciamo con il primo numero, che è l'ultimo premio, un costume uomo della MBC. 3958 3958. Signora la signora? Uno, due. Andiamo avanti con il prossimo, l'ottavo premio, un costume da donna del... Ok. Siamo qui con Stefano Giordani, basso elettrico. Allora Stefano, com'è lavorare con Daniele? Una figata, si dice dalle parti nostre. Una figata veramente divertente. E molto impegnativo pure, perché i pezzi di Renato sono impegnativi proprio. Senti, come e quando hai conosciuto Daniele? Casualmente proprio. Sono stato il terzo, stavo in tribuna in pratica. C'è un mio amico bassista, chiamato un altro bassista, vabbè, nel circuito poi musicale. Il secondo ha chiamato a me, che sono il terzo. Stavo in tribuna in pratica. Ah, sentimi, un pregio e un difetto di Daniele. Allora, vediamo. Pregio, cioè, carismatico, cioè, prende tutti, chiunque, parla con chiunque e viene proprio catturato. Ma questo è difficile, difetto... Non lo so, non riesco a... Difetto di Daniele. Parla da cifra durante i spettacoli, no, però difetto carino. Sì, infatti avete detto tutti i difetti che comunque sia non sono difetti. Sì, alla fine. Tutto è bravo, un artista. Ok, grazie. Basta così. Perfetto. Vai. Nicola Di Già, chitarrista. Nicola, come e quando hai conosciuto Daniele Sinasce? Daniele l'ho conosciuto parecchi anni fa, diciamo che Daniele ha cominciato con me. Sono stato il primo chitarrista che ha lavorato con lui quando ha deciso di fare la sua band. Credo che era tipo il 2000, 2001, qualcosa del genere. Come ti senti ad essere il primo? Beh, io in realtà non sapevo di essere il primo, l'ho scoperto ultimamente che è stato il suo primo chitarrista, insomma, quindi sono stato diciamo, abbastanza contento perché poi non l'ho più visto per un po' di tempo e poi quando ci siamo rivisti quest'anno sono stato contento, ho visto che ha fatto dei passi in avanti, insomma, mi ha cercato lui per questo tour che era, ha detto era un tour molto grosso, infatti sì, è così, abbiamo fatto moltissime date, quindi abbastanza contento di vederlo andare avanti, insomma. Cosa si prova salendo lì sul palco con Daniele Sinasce? Beh, è divertente da morire, è una sfida perché comunque suonare queste canzoni è abbastanza difficile, quindi è impegnativo, quindi è una sfida, è divertimento perché poi con i ragazzi ci troviamo molto bene, Daniele li ha scelti bene, quindi insomma è divertente e difficile, quindi è un po' una sfida ogni volta, insomma. Sentimi, Daniele è bravo, un grandissimo artista, parla tanto, però un vero e proprio difetto di Daniele. È un chiacchierone, questo è il difetto, no? Pregio difetto, diciamo, anche perché parla e dice delle cose carine e la gente comunque lo sta a ascoltare. Sai, quando si suona nelle piazze e la gente non paga il biglietto, se non gli piaci se ne va. E invece anche stasera abbiamo visto non se n'è andato nessuno, quindi va bene così. È un difetto per noi, ma va bene così. Senti, raccontaci un aneddoto, un momento passato con lui che più ti ricordi. E la miseria, ce ne sono un bel po', adesso non me ne viene in mente nessuno, sicuramente se mettete la telecamera nel nostro pulmino di aneddoti ce ne sono da morire, guarda, te l'assicuro, non me ne viene in mente nemmeno uno, comunque tutti i viaggi nel pulmino sono sempre aneddoti di qualsiasi turno si tratti, ne ho fatte tantissime e nei pulmini ci sono sempre tutti gli aneddoti possibili e immaginabili, mettete la telecamera, Grazie Nicola. nascosta ovviamente. Certo. Dimmi te, quando voglio.
Ecco Daniele Sinasce a Bagnoli del Tregno. Daniele, com'è vivere all'ombra di un'altra personalità? Ma quale ombra? Assolutamente, indipendentemente dai brani di Renato che sono immarcescibili e grandi, si vive alla luce del sole, quindi abbiamo fatto questo concerto, questo tour che sta volgendo un pochino al termine, di gente ce n'era veramente tanta questa sera a Bagnoli, per cui che dire, una gran bella soddisfazione. È venuta gente in continuazione a ringraziarci, a testimonianza del fatto che la nostra forza aggregante ha avuto il suo effetto. Senti, mi hai sempre seguito il Comitato Aurora, Nicolò, Paolo e Silvia, e anche qui oggi a Bagnoli del Tregno. Beh, l'amicizia non è un fenomeno intermittente, per cui si fa quel che si può compatibilmente con gli impegni, ma è vietato dimenticarsi degli amici. Senti, parlaci un momentino della tua canzone, Vivere a metà. Vivere a metà è un baluardo, un bandierone. Vivere a metà non è mai consigliabile, soprattutto in questi tempi. È ovvio che ci sono dei vincoli nella vita, il datore di lavoro, la fidanzata che ti rompe un pochino le palle, però alla fine devono esserci un pochino quegli appigli, quella forza che comunque ti porta a essere te stesso e a non sottostare poi a questi impulsi esterni che ti fanno diventare troppo piccolino, per cui bisogna combattere tutti i giorni ed essere quello che si è, la ricetta è sempre quella. Questo è un messaggio che dai a chiunque comunque. È un messaggio che se ve lo do io, che sembro schiacciato dal grande personaggio di Renato Zero, evidentemente deve fare la sua cassa, diciamo, di risonanza, perché se io che ho queste possibilità, questi concerti, appena finito il concerto poi divento me stesso, e quindi riuscendo a switchare un pochino la mia vita con quella evidentemente di un grande artista quale Renato Zero, se ci riesco io ci devono riuscire un pochino tutti. Senti, Daniele Sinasce, bravissimo, grandissimo, un grandissimo artista, nessuno è riuscito a darti un difetto. Beh, di difetti io ho voglia, ce ne sono cocciuto, sono testardo, estremamente meticoloso, forse queste cose alla fine cominciano a stancare i nostri collaboratori che poi non ne possono più, quindi la stanchezza diventa forse un pochino superiore alle aspettative, ma in realtà per fare contente le persone che ti vengono a vedere tutto deve funzionare alla perfezione, per cui forse sono un pochino, mi accendo troppo quando si parla di rispetto della persona. Se si manca di rispetto, ma non soltanto a me, io sono molto paterno nei confronti dei musicisti, dei tecnici, degli organizzatori, degli autisti, dei tir, di tutto quanto, perché poi alla fine il rispetto è alla base dell'umanità. Quando si manca di rispetto io azzanno. Senti, un piccolo messaggio a chi vuole intraprendere la carriera da cantante. Guarda, la carriera di cantante, come tutte le altre carriere che fanno parte un pochino diciamo, dell'entourage, quindi del teatro, del cinema, della musica, io posso rigirarvi una frase, una piccolissima perla di rara bellezza che mi diede Alberto Sordi al compleanno suo, al quale io ebbi la fortuna di partecipare. Non mollare mai, mai. È così, tutti i santi giorni della tua vita devi insistere, prima o poi la goccia buca la roccia. Grande Daniele Sinasce, sei un grande. Yeah!